È stata una felice intuizione quella del comune di Belluno di istituire una sorta di telefono amico a servizio dei cittadini in tempo di emergenza da Covid-19. Resto a casa e ci sentiamo, il nome dato all'iniziativa che dal 13 marzo al 3 aprile ha raccolto più di 1 migliaio di telefonate. Molti sono i cittadini che hanno sentito il bisogno di condividere il loro smarrimento di fronte a un evento senza precedenti, che ha sommato le preoccupazioni di salute, quelle economiche, il tutto sotto strettissime norme di isolamento sociale. Mobilità e spostamenti gli argomenti più gettonati durante le telefonate nel 29% dei casi. Si è variato dalla possibilità di effettuare passeggiate all'accompagnamento di disabili o di persone affette da demenza, fino ai viaggi in auto con i bambini, gli spostamenti di genitori separati e la gestione delle uscite delle badanti. C'è stata grande preoccupazione per l'assistenza alle persone anziane, ma anche molti dubbi dei nonni chiamati a badare ai nipotini mentre i figli sono al lavoro. Altri temi di interesse sono stati l'uso, la disponibilità e la consegna delle mascherine e la disponibilità di esercizi commerciali e farmacie per la spesa a domicilio. Ricevere risposte anche su semplici questioni quotidiane abbia consentito alle persone di esorcizzare in qualche modo paure più grandi ed inconsce. Sentire che dall'altro capo del telefono c'erano persone competenti ed empatiche ha certamente fatto sentire meno sole le persone. Lo sportello Resto a casa e ci sentiamo ha anche raccolto le proposte della comunità a sostegno dei cittadini, dalla consegna della spesa o dei farmaci alla traduzione dei testi dei DPCM con il coordinamento di rete immigrazione. L'iniziativa ha attivato un servizio a sostegno delle persone in isolamento sociale perché trovate positivi o perché entrate in contatto con persone positive. Gli operatori rispondono tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 0437 91 3404. In queste prime 3 settimane, educatori e assistenti sociali che si sono alternati ai volontari della Protezione Civile hanno garantito complessivamente oltre 300 ore di servizio.